Gesù è venuto al mondo affinché fossimo figli, così Maria è madre di tutti gli uomini, a sottolinearlo il vescovo in cattedrale nella messa del primo giorno dell'anno. Egli ha spiegato, ha vissuto la condizione umana fin dall'inizio, facendosi piccolo bimbo. Dio ha voluto riflettersi in Maria, nel suo sguardo verso l'uomo, nel suo prendersi cura di noi. La maternità della Vergine è così alta e vera che occorre guardare a lei con speranza. Sappiamo che questo nostro fiducia e affidamento non tradisce. Proprio perché ella è interprete del disegno di Dio, proprio perché ella lo porta in sé e lo compie con pienezza. E fa parte di questo disegno il fatto che noi abbiamo bisogno della paternità di Dio e della maternità di Maria, come ne ha avuto bisogno Gesù. Monsignor Tanasini ha dunque affidato a Maria l'anno appena iniziato, invitando a vivere i ritmi quotidiani avendo fiducia nella sua maternità. I ritmi del tempo ci aiutano a ritrovare i ritmi della vita, gli impegni della vita, ci aprono alla speranza, ci proiettano in avanti. E come vivere tutto questo se non con la materna accompagnamento di Maria? Infine, sulla falsariga del messaggio del Papa, il Vescovo ha invitato ad essere corresponsabili nella costruzione della pace, vivendo fino in fondo la carità anche nell'azione politica e sociale. Non seguendo gli impulsi irrazionali, a volte dettati certamente dalla necessità e altre volte dalla rabbia. Non seguendo, ma cercando a nostra volta di considerare con attenzione intellettuale e morale il bene comune.